2-2 tra Matera e Brindisi, un pareggio tra le recriminazioni dei padroni di casa nella gara che ha visto contrapposte le formazioni più quotate, almeno al momento, del girone. Matera in leggero affanno nella fase iniziale della gara, non riescono ad affondare i padroni di casa, oggi in completo amaranto, e il Brindisi si adegua. Poche conclusioni da una parte e dall'altra. Chiappini forza i tempi del recupero di Galeano e il Matera cambia da così a così. Fase finale della prima parte dell'incontro come prova generale di un tentativo di successo e la ripresa fa vedere scintille. Comincia Cordua sulla spinta di Galeano ed è il vantaggio materano. Rubino all'ottavo con conclusione fuori. Ci provano i brindisini Chirico e D'Amblè, 11° e 16°, ma senza esito. Al 23° il Matera va al raddoppio con Garrone, lesto a colpire un pallone non trattenuto da Silico. Da una vittoria facile facile a un pareggio rocambolesco. 2-1 del Brindisi su calcio di rigore di Cavallo, massima punizione ai più incomprensibile. Il supporto delle immagini dice chiaramente che il contrasto è avvenuto tra due giocatori brindisini, quindi nessun fallo da parte materana. Alla mezz'ora il pareggio di La Tartara su calcio di punizione, con non poche responsabilità della difesa materana. Ultimi sprazzi al 41° e al 45° con traversa e palo colpiti dal brindisino La Tartara e dal materano Neroni. Brindisi 9 per le espulsioni di Castillo e Russo. Pareggio e Matera costretto ad accontentarsi. Differenza di Altamura, dove anche se un rigore era inesistente e hanno comunque riaddrizzato il risultato, ho avuto molto da rimproverare alla squadra. Oggi non ho niente da rimproverare a nessuno. Dovevamo vincere la partita e non è colpa della squadra.